Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. L'estate di Delta Radio e di Eccellenti si arricchisce sempre di più con tematiche e argomenti sempre nuovi e oggi parleremo di arte, parleremo di cultura, parleremo di territori e di valorizzazione del territorio anche attraverso i ragazzi, insomma un excursus meraviglioso e con chi faremo questo viaggio lo faremo con Melania Ruggini. Buonasera Melania. Ciao Fiammetta, grazie per l'invito e grazie a tutti. Grazie a te per aver partecipato, per averlo accettato e per partecipare a questa puntata. Insomma, Melania, questa sera andremo ad approfondire tutti i segreti, i retroscena, i colpi di scena, i successi di Deltarte. Chi è Deltarte? Cosa fa Deltarte? E perché Deltarte da 13 anni è così importante per il nostro territorio e non solo, e richiama qui artisti di fama internazionale? Ebbene, se volete riscoprirlo e scoprirlo nel caso in cui io penso siano pochissimi a non conoscerla Deltarte, Speriamo. no, ne sono certa, rimanete con noi perché tra poco vi porterò nel magico mondo di Deltarte assieme a Melania. Insomma, l'eccellente di questa sera è Melania Ruggini, curatrice ma soprattutto ideatrice di Deltarte, questo festival, però è molto più di un festival in realtà, è un percorso che dura quasi tutto l'anno e che porta l'arte all'interno del territorio e lo fa lasciando proprio il segno, perché i murales che poi vengono realizzati rimangono in maniera indelebile, permanente, come una pagina di bellezza che di fatto arricchisce alcuni degli edifici di tutto il territorio, anche se sarebbe bello vederli su tutti gli edifici, io te lo dico. Magari. Allora Melania, visto che tu sei appunto ideatrice di Deltarte, partiamo dall'origine, dal Certo. principio. Come nasce, perché e in che modo ti viene voglia di lanciare questa iniziativa? Benissimo. Allora, io nasco come curatrice d'arte, nel senso che mi formo proprio nell'arte contemporanea a Venezia, faccio gli studi e poi mi immergo in questo mondo della contemporaneità, proprio perché mi interessava parlare soprattutto delle giovani generazioni, delle giovani tendenze e anche di quei progetti, insomma, di ricerca. Quindi faccio un'avventura nel percorso, insomma, tradizionale, prima nella parte museale a Venezia e poi nelle gallerie d'arte, e capisco anche i meccanismi un po' di questo mondo. Mi affascina molto, lavoro anche in un ufficio stampa di arte contemporanea, quindi conosco artisti veramente del calibro di Michelangelo Pistoletto, Marina Abramovic, e lì parte un'idea. Volevo fare qualcosa di concreto nel mio territorio, che in realtà appunto era Cavarzere piuttosto che il Delta del Po, e ho trovato sempre un grande fascino a livello anche museografico, ma di arte legata proprio al territorio, quindi un'arte sociale che partisse dal basso e quindi non avesse i confini della galleria piuttosto che le regole museografiche, ma parlasse alla popolazione attraverso dei messaggi diretti, anche perché poi ho fatto un po' uno studio del territorio, ho visto insomma come la popolazione abbia anche poca appartenenza a questi luoghi, quindi manca un senso di appartenenza a partire anche dai giovani, ed è stato un po' anche il mio percorso biografico, perché sono partita con tanti sogni, sono andata un po' nel mondo dell'arte, poi però sono tornata arricchita e ho detto: adesso con le basi che ho, con la formazione, posso cercare di fare qualcosa. Quindi c'era un bando che era Culturalmente nel 2012 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Ho contattato alcune associazioni del territorio e la Fondazione Agnese Baggio di Adria ha accettato di fare questo progetto come capofila, e io ho donato, diciamo, questo progetto alla comunità, all'associazione. Ci siamo uniti per fare questo percorso, che all'inizio erano a 3 giorni, quindi un vero e proprio festival. Infatti il nome è comunque legato a questa 3 giorni, che parte appunto da un bisogno di creare degli eventi che fossero concentrati nell'arte contemporanea, ma spaziassero anche proprio nella ricerca del territorio, di quei percorsi tipici, ambientali, paesaggistici. Quindi facevamo ad esempio dei reading in barca con per esempio l'associazione Ponte del Sale, oppure appunto con Sandro Vidali di
acqua facevamo dei percorsi in bicicletta, andavamo ad Ariano Polesine, a San Basilio, a visitare la chiesetta del IX secolo, e lì proprio c'era nel museo una sorta di installazione contemporanea con 3-4 artisti, oppure al Museo Archeologico di Adria, per esempio, abbiamo fatto per la Notte dei Musei tutta una serie di installazioni nel lapidario legate appunto al dialogo tra passato e contemporaneità. E quindi il focus era concentrato su alcuni percorsi, appunto come il Museo della Bonifica di Cavendramin, che è un altro posto magico, perché in quegli anni ho portato tantissimi artisti, ma di fama veramente nazionale e internazionale, tipo anche Joseph Sabatino, Mh-mh. che è un altro artista che è venuto 10 giorni in residenza, è stato affascinato, e tra l'altro lui è del New Jersey e ha trovato una particolare storia che era simile a quella del suo territorio. Che meraviglia. Esatto, perché lì c'è stata la bonifica, e quindi ha fatto tutto un lavoro con 10 quintali di riso dato proprio dai risicoltori polesani, delle corde date sempre da un'azienda del territorio, una mega installazione un po' come Artesella, tanto per Certo, capirci, nella sala macchine. E anche lì è stato un tripudio, perché veramente le persone, poi siamo andati anche nelle scuole a fare dei laboratori, hanno visto come il territorio stesso ha degli scrigni magici, io dico, perché certo. sono veramente da valorizzare, con l'arte però secondo me sociale. E quindi si è creato proprio un percorso, e poi dal quarto anno, diciamo, vincendo questi bandi, ho cercato di portare anche la street art, che comunque non è mai mancata, perché la prima opera è stata dove a Rosolina Mare c'era la torre piezometrica con il fenicottero rosa, e quindi abbiamo cercato sempre di partire dai punti nevralgici del territorio per cercare appunto di portare l'arte, insomma, in diverse, declinandola in diversi modi, in diverse anche sfaccettature. E quindi l'arte urbana poi è stata il medium più facile, perché è il più democratico, non occorre pagare un biglietto, è alla portata di tutti, abbellisce ovviamente, rigenera, però a noi piace sempre, a me soprattutto, parlare di messaggi per il territorio, di scoprire anche quelle figure del territorio che più di altre devono essere valorizzate. Certo. E quindi per esempio abbiamo fatto un'edizione, perché appunto ogni edizione è una tematica. Quest'anno è dedicata alle wall stories, cioè alle storie che fanno la differenza, quindi ancora una volta si andrà a parlare di memoria storica, ma c'è stata per esempio anche alla 10ª edizione un'esperienza di questo tipo. Abbiamo parlato per esempio a Lendinara, nell'Istituto Comprensivo, di Adolfo Rossi, questo importante giornalista del territorio, che però è partito come un umile postino con la sua valigia carica di sogni, è andato a New York e è riuscito ad essere apprezzato e a fare quello che gli piaceva. Tutto questo per dire ai ragazzi: coltivate veramente le vostre passioni, come facciamo noi per esempio, ma come veramente anche tanti altri personaggi l'hanno fatto nel territorio e hanno avuto grandi risultati. Arte come trampolino di lancio quindi. Melania, ti fermo giusto un istante e ho Andrea che come vedi ci sta premendo perché ha bisogno di avere la linea, di conseguenza gli lasciamo la linea, ma solo per poco perché io sono Certo. molto gelosa della linea e quindi poi rientriamo e partiamo con tutta una serie di dettagli che mi sono venuti in mente da chiederti relativamente a quello che dicevi. Benissimo. Ricerca della tipicità, affezione al territorio, volontà di fare qualcosa di diverso e di lasciarlo non solo alle giovani generazioni che stanno venendo avanti, che rappresentano il nostro futuro, ma è anche una sorta di riconquista delle radici. Tutto questo attraverso l'arte. E Melania Ruggini, che è la mia eccellente, questa sera ci sta raccontando in che modo con Deltarte sta riuscendo a scardinare un po' tutti questi tutti quei chiavistelli che sembrerebbero rendere alcune porte inaccessibili, alcune stanze inaccessibili e in realtà con fatica e determinazione si può fare. Allora Melania, fino a qui abbiamo raccontato solo la prima parte della storia e della vita di Deltarte e di come te la sei appunto, immaginata e di che tipo poi di evoluzione ha avuto sul territorio. Dicevi appunto la nuova edizione ha questo tema bellissimo, quindi le storie
che lasciano un segno, che fanno la differenza e, come si sta evolvendo? Come sta andando? Sì, sta andando molto bene, siamo partiti dalle scuole, quindi abbiamo già fatto 5 appuntamenti nelle scuole di ogni ordine e grado, di solito ne lavoriamo, ma ci siamo concentrati sulle medie e sulle superiori. Quindi siamo partiti dalla rigenerazione di uno spazio che era proprio al De Amicis, l'atrio principale della scuola professionale del De Amicis, anche perché era un luogo abbastanza caotico e lo stare bene a scuola vuol dire proprio anche cercare, no, di stare bene ogni giorno, di riqualificarlo, di sentirsi a casa. Quindi abbiamo lavorato con i ragazzi in PCTO, con gli alunni con BES e siamo riusciti tramite un'artista che si chiama Sara Cimarosti, che è un'illustratrice e anche grafica, a realizzare questo intervento che è durato un'ottantina di ore e quindi anche a fare un progetto legato proprio alla formazione dei ragazzi in PCTO e questo proprio perché noi lavoriamo anche molto, dicevo, non solo con le scuole ma anche con le università attraverso dei tirocini convenzionati e quindi è stato proprio mettere alla prova i ragazzi con la loro creatività che hanno realizzato i bozzetti, quindi sono partiti proprio dal foglio bianco e attraverso le loro competenze scolastiche, perché sono di quarta piuttosto che di terza, sono riusciti a dar vita a questi murales interni e quindi è stata una bellissima esperienza anche per loro, per mettere proprio al servizio e per capire anche come la professione di grafico possa essere spesa, per esempio, facendo l'artista, perché tra l'altro io mi batto da tanti anni per la professionalizzazione di questo mestiere, Certo. che purtroppo viene definito quasi un hobby e invece ha tutti i crismi di un mestiere creativo molto anche in divenire, perché è una continua messa in gioco delle proprie competenze e poi ci si adatta sempre al contesto, anche per quello mi piace molto l'arte urbana, perché studi il territorio da tanti punti di vista, sociale, antropologico, culturale, storico, quindi non si ferma alla pura visione che per carità è la superficie, è il biglietto da visita, ma non basta. E quindi se vai poi a vedere tutti i murales che abbiamo fatto, ognuno ha una storia che viene raccontata, infatti il nostro sogno sarebbe anche di creare un'app, ci stiamo lavorando da diversi anni, ma mancano come sempre le I fondi. risorse, esatto, perché abbiamo già tutto pronto, ce l'ha fatto anche uno studio qui di Rovigo per valorizzare il territorio. Quindi questo lo metto proprio tra gli obiettivi di quest'anno, se non il prossimo, trovare i fondi per fare questa app che può collegare tutto il Polesine, dal delta fino al Polesine, insomma interno, per appunto abbinare quella che è l'arte, ma soprattutto alle eccellenze enogastronomiche, strutture ricettive, percorsi ciclopedonali, quindi è molto importante anche questo per noi, sempre avendo cura comunque dei nostri ragazzi, perché abbiamo capito che la sensibilizzazione deve partire dalle scuole, non Certo. dagli adulti No, che chiaramente. hanno magari già un'impostazione preformata e abbiamo visto che comunque poi portano le famiglie, raccontano a casa quello che hanno fatto e soprattutto vengono spiegati tutti i passaggi. Anche a Ceregnano abbiamo fatto sulla facciata della scuola Goldoni un altro murale molto bello che è il Muro delle Idee, dove c'è stato proprio un brainstorming con i ragazzi di tutte le classi e loro hanno messo i simboli con cui immaginano il territorio che abbraccia la scuola. Quindi anche un bel mezzo proprio di comunicazione, proprio perché è la soglia di accesso tra quella che è la realtà circostante e quello che è invece il loro mondo quotidiano. Quindi cercare sempre di trovare dei collegamenti importanti con il territorio. Poi abbiamo fatto a Castel Guglielmo, che è un nuovo comune che appunto si è aggiunto a tutta la cordata, 3 pareti esterne, sempre con un messaggio legato ai giovani che possono apprezzare la campagna, il bird watching, quindi anche questo, no, è un'attività molto interessante del territorio proprio perché siamo molto ricchi di flora, di fauna, Certo. oppure anche una camminata, una corsa attraverso la campagna può essere una rigenerazione anche per i ragazzi stessi.
e soprattutto i ragazzi buttano via il telefono e vengono appunto a sporcarsi le mani e quindi a lavorare Bravissima. concretamente. Anche questa è una bella cosa per noi. Quanti comuni sono nella cintura Sì. appunto della In partecipazione? tutto nei vari anni ne abbiamo coinvolti 33 perché siamo andati anche a Padova, Treviso, provincia di Venezia. Quest'anno saranno 7, 8 diciamo che in media abbiamo una decina di comuni, se siamo bravi, ogni anno. Altrimenti 5, 6 dipende, ecco, Che comunque non comunque. sono pochi, Eh sì. non sono per niente pochi. Allora ci fermiamo giusto qualche istante e poi, ho un sacco di domande per te. Grazie. Ho un sacco di numeri da chiederti. Allora Melania, stiamo parlando di Deltarte, stiamo parlando di come nasce l'idea, poi ti farò descrivere tutto quanto il percorso generativo che vi porta di anno in anno a sviluppare le idee, anche poi a trovare comuni, a trovare scuole, a trovare partner sul territorio. Però prima i numeri, che Esa sono importanti, ci danno un po' il polso della situazione. Nel tempo, sì, quanti giovani, quante scuole sono state coinvolte? Quanti certo. murales avete Sì, fatto? allora partiamo dalle opere che sono circa 120, sono tutte geolocalizzate attraverso il nostro sito dove c'è la mappa e si vedono anche gli artisti, alcune curiosità e ce ne sono circa 90 interni e esterni, scusate, e il resto interni, quindi 90 che si possono vedere appunto all'esterno, gli altri sono nelle scuole di Quindi andiamo a solito. vederci il sito di Deltarte e lì Esatto. scopriamo questa mappa artistica che voi avete pian piano costellato di meraviglia. Assolutamente. Tutto Poi questo vai. 50.000 spettatori nel Ah corso però! ovviamente, sì, perché abbiamo fatto tante mostre, tanti eventi, quindi quelli siamo riusciti a monitorarli, anche perché Ah, sono 13 anni e proprio i primi 5, 6 anni abbiamo lavorato molto con istituzioni museali, ecco, perché non mi sono dimenticata di dire, il sogno è quello di creare appunto un museo a cielo aperto, ormai diciamo che esiste che il nostro bellezza. museo, proprio perché manca nel Polesine un museo di arte contemporanea e continuo a dirlo È da proprio anni. vero, è proprio vero. Ecco, a parte appunto Palazzo Roverella che però è specializzato nelle grandi mostre e soprattutto in artisti moderni e anche contemporanei, ma ovviamente che sono già grandi nomi di punta, Certo. però mancano delle gallerie d'arte contemporanee e quindi sottolineo questo, insomma, io sono partita dai miei bisogni, perché ho notato che Certo. comunque anche altre persone avevano questo bisogno Diciamo che importante. sono bisogni condivisi. Sì, Qualcuno se ne accorge, ma poi quando inizia a spargere parola dice: "Ah no, ma sai che è vero effettivamente", quindi son bisogni condivisi. Ci esatto. fermiamo un istante e poi andiamo invece a continuare con questo elenco di numeri che sono importantissimi e mi fa piacere che siano molto elevati. Grazie. E quindi del Tarte con dei numeri importanti, con dei numeri che fanno davvero capire quanto importante sia questa azione sul territorio e non solo, perché poi andremo a vederlo, coinvolge un po' tutto il mondo. E quanti giovani sono passati? Tantissimi. Ah, Allora, 120 artisti, però 500 in media giovani, ma anche di più secondo me perché non sono così aggiornati i numeri, perché abbiamo fatto veramente tantissimi sì, laboratori, perché abbiamo lavorato anche con Attivamente, che era sempre un altro bando della Fondazione Cariparo e quindi per 3 anni ci ha dato continuità con le scuole e quindi abbiamo esplorato le province di Padova, e anche quelle sono realtà molto interessanti certo, insomma, proprio certo. per confrontarci. E la bellezza è anche proprio trovare giovani artisti e quindi anche il fatto di essere un po' un talent scout. C'è E stato qualcuno di cui tu sei più orgogliosa della sì, scoperta? sì. Vai, dici il nome. Giorgia Severi è Mh, un'artista di land art e ha fatto proprio il primo anno un'installazione che era una sorta di istrice, quindi ricordava un po' questo animale, ma anche i confini che abbiamo, che mettiamo noi umani, certo, al Giardino Botanico di Rosolina, che è un altro spazio meraviglioso. sì è vero. E lei ha fatto veramente carriera perché è andata anche in Australia a fare un progetto universitario con gli aborigeni, quindi veramente. Ma È scherzi. stata anche alla Biennale di Venezia
e quindi devo dire che sono molto contenta, ma ce ne sono anche tanti altri, insomma, che hanno spiccato il volo, per esempio Emanuele Panzarini, un altro artista che ha fatto veramente strada e quindi ha fatto installazioni molto importanti anche a livello internazionale, ma anche Banco Ittico, Simone Carraro, che forse ritorna al festival, a San Bellino in particolare, perché abbiamo una parete molto interessante e lui, oltretutto, insomma, sta lavorando tantissimo anche con spazi pubblici all'estero Mh. e ha 25 anni e anche con la Fondazione Bevilacqua La Masa, quindi molto importante anche lui come percorso. Decisamente, Sì, sì. decisamente. Beh, sono curiosissima di saperne di più. Ci beviamo un caffè e Certo. poi rientriamo. E quindi del Tarte è l'eccellenza rappresentata da Melania Ruggini, che ne è ideatrice e curatrice, questo meraviglioso percorso che porta l'arte contemporanea nel nostro territorio. E io dico sempre: se ci sentissero raccontare queste cose e ci mettessimo sotto, anziché Rovigo, Roma, la gente farebbe a gara per riuscire ad accaparrarsi il marchio, per portarlo in giro, per raccontarlo il più possibile e via. Come mai non succede? Ecco, questa è una bella È una bella domanda domanda, e vero? faccio fatica anch'io a spiegarmela, nel senso che, la tenacia c'è, Eh la sì, costanza anche e quindi i nomi, gli ricordiamoci. artisti, la partecipazione pure. Esatto, e ricordiamoci che i festival di street art di solito hanno vita breve, quindi siamo il più longevo d'Italia, anche questo è un È un primato primato. interessante, ecco. Esatto. Poi per carità, magari la comunicazione potrebbe essere, però d'altra parte o facciamo le opere o facciamo perché comunque non abbiamo quelle risorse che ci permettono di fare veramente grandi cose. Però nel nostro piccolo, insomma, diciamo che questo percorso è stato creato e si continua a crederci. Beh, è un piccolo un po' come Davide e Golia, no, cioè un piccolo nel caso in cui lo vedessimo come Davide, però caspita sta veramente facendo delle cose bellissime e interessantissime. Grazie. Dicevamo appunto, il percorso generativo di Sì. tutto quanto quello che poi succede durante l'anno. Come si sviluppa? Quindi intanto Mh-mh. immagino si scelga il tema. Certo, la prima cosa è quella, poi si scelgono i comuni e quindi ogni volta si va a proporre il progetto con il tema, le varie sedi e quindi le pareti piuttosto che le scuole. Poi si partecipa anche ad alcuni bandi, perché ovviamente quello è sempre importante, e dopodiché c'è la trafila burocratica, insomma, quindi permessi, eccetera, e poi finalmente si contattano gli artisti, quindi la parte più bella è questa. Perché insomma poi si danno gli input, quindi si fanno lavorare sulla tematica e io ci tengo molto anche a dare degli spunti e quindi ad accompagnarli in questo percorso. Mi piace proprio perché sono curatrice, quindi dare certamente libertà, ma se magari non hanno tante idee li incanalo. Per esempio Pasitea, che è questo lavoro che abbiamo fatto a San Bellino, che è una divinità legata al sogno, alla meditazione, proprio perché la tematica era legata ai sogni, di 2 edizioni fa, e ho chiamato Diego Montagnier che è molto bravo con il figurativo e gli ho dato proprio questo spunto di fare questa allegoria. E quindi ecco, questa è la parte più poetica, c'è la parte invece più spicciola diciamo poi che è quella della burocrazia che a me sinceramente infatti cerco di delegare perché è una cosa che mi sta molto stretta, Sì, perché poi ci si rimpalla da un ufficio all'altro, quindi veramente non se ne esce. E questi sono i classici paletti che disturbano molto certo. poi ed è per quello che è un work in progress, perché io non riesco a gennaio, febbraio ad avere il polso della situazione su tutta l'annualità di lavoro e quindi, si lavora proprio per step. Però insomma diciamo che anche quella è la bellezza perché poi insomma c'è molta adrenalina, poco tempo e quindi arrivano anche le idee migliori Cioè, è diciamo. bravissima perché sotto pressione di solito si lavora meglio, Sì, no, e la parte assolutamente. artistica magari deve anche fiorire in maniera molto più dirompente rispetto a quando c'è un po' più di calma, dici: "Ma no, ma ci penserò, vedremo." Infatti. Invece così si corre. Prossimi appuntamenti Sì, allora, ragioniamo su questi perché sono esatto. curiosissima di sapere dove, come, quando. Allora, proprio perché è un work in progress,
Stiamo provando a realizzare un'animazione estiva, o meglio dei laboratori didattici estivi. L'anno scorso l'abbiamo fatto addirittura al Gattile, qui comunale, è stato molto carino perché così c'è stata la pet therapy legata Certo. alla street art. Quest'anno siamo in trattativa con alcune associazioni, quindi vediamo un attimo di coinvolgere sempre i giovani del territorio. Poi a settembre si passa a San Bellino con questa parete del centro giovani che sarà riqualificata, spero da Manco Ittico, perché glielo dico addirittura in diretta. È un E invito dai, è una esatto. carezza che gli si fa come per dire: Poi all'Endinara ci sarà questo sottopasso di cui ne aveva parlato anche Francesca Zeggio, con cui sì, da molti anni collaboriamo, e quindi sempre con le scuole medie ci sarà questo percorso di Carolì, che è un'artista ormai molto, anche lei molto nota, che realizza tantissime opere anche con i ragazzi, è originaria argentina, lei ma vive a Padova. E poi avremo probabilmente Rovigo, però ecco, ci metto un punto di domanda perché siamo un po', diciamo, anche qui in work in progress, ecco. Però la parete l'abbiamo trovata, è anche molto visibile, quindi speriamo ci sia questo percorso anche con questo comune, perché ricordiamo che comunque Deltarte parte da Rovigo perché avevamo fatto l'installazione, il murales di Pita, dove c'era la rotondina che poi è stata abbattuta mh-mh. e dove c'è adesso ovviamente la nuova cabina dell'Enel, che è stata appunto fatta da noi, ricontestualizzata con un artista del territorio che è Fabio Maria Fedele, e lì abbiamo proprio esposto i nostri principi legati al marketing, quindi Sacca degli Scardovari, le rose, il rugby ovviamente, quindi Chiaro, esatto, e siamo stati anche veggenti perché campione d'Italia con le maglie esattamente. della nazionale. E poi Piazza Vittorio, che è il salotto artistico per eccellenza di Rovigo. Tutta la parte di creazione dei bozzetti, di condivisione dei bozzetti, di Sì. ricerca anche proprio del territorio e delle tipicità che poi vengono messe, anzi più che tipicità, delle peculiarità che Mh-mh. vengono portate nel murales. Come si sviluppa? Sì, allora, ti faccio un esempio: adesso stiamo lavorando anche con l'Oreo, c'è una bella storia, proprio perché sono le storie degne di essere rappresentati, l'antichissima confraternita dei Fradei, che è appunto questa confraternita religiosa che sorta nel 1500, Mh, che a giugno, luglio, fa una processione per la città molto suggestiva, quindi anche lì si potrebbe unire appunto la visitazione turistica certo. al murales che faremo anche lì a settembre-ottobre, e quindi il bozzetto parte da questo o tramite delle foto, piuttosto anche ovviamente che partecipare a questa ricorrenza, e da lì si prendono gli spunti poi per fare l'elaborazione, però si parte sempre dallo sketch a mano libera, poi si traspone via grafica e poi il mock-up, e poi insomma si presenta all'amministrazione. Un istante di pausa, ascoltiamo un po' di musica e poi proseguiamo perché voglio, veramente chiederti se nasce prima il bozzetto e poi l'artista, oppure quindi l'idea in un certo senso, l'idea grafica e poi si sceglie l'artista o viceversa. Okay. Allora, se citando un proverbio, più che altro un indovinello antico, folcloristico, ci si chiede: nasce prima l'uovo o la gallina? Io chiedo a Melania: nasce prima l'idea del bozzetto e poi si cerca l'artista o prima arriva l'artista che ti fa l'idea del Sì, bozzetto? dipende. Allora, di solito l'idea, e anche in questo mi piace perché appunto è il mio settore, Certo. mi piace insomma dare, forma a quelle che sono le idee creative, e anche lì appunto la parte del curatore è fondamentale. Altre volte quando l'artista è particolarmente creativo, e spezzo una lancia perché ci sono artisti creativi, però la maggioranza purtroppo, proprio dalla furia di fare cose si perdono, e Mh, quindi è molto importante dargli le idee giuste. certo. E quindi ecco, se l'artista è particolarmente sensibile alla tematica, do carta bianca e di solito insomma li conosco ormai. Gli altri invece faccio io, e quindi cerco in tutto e per tutto di definirli al meglio, anche i bozzetti.
Come lo individui l'artista, Mh-mh. giusto? Allora, parto dalla sua ricerca e quindi visiono il suo book piuttosto che il materiale online e da lì, poi si creano anche dei sodalizi, perché certi artisti poi me li sono portati nel tempo, proprio perché si instaura quel clima di collaborazione che va oltre il murale e pertanto si creano anche altre opere, anche di land art per esempio, perché ho fatto anche un festival di land art sui Colli Euganei 6 anni fa, sull'anfiteatro del Venda per esempio, e quindi anche lì abbiamo fatto delle installazioni. Tutto questo per dire che appunto nascono veramente anche delle amicizie con alcuni, altri invece proprio perché è una professione in primis, si sta su quello ecco, che va benissimo. Io so che non si fanno queste domande, ma Mh-mh. ci provo lo stesso perché altrimenti non sarei giornalista. Un'anticipazione edizione 2026. Il problema è che non ce l'ho, quindi non posso neanche perché arriva tutto, di solito a dicembre. Quindi a dicembre quando è finito tutto, anche novembre, magari tramite delle particolari letture, anche romanzi Mh-mh. piuttosto che poesie, non lo so, dipende da come mi sento ispirata nel Sì, momento, arrivano. trovo esatto, la lo slogan, la chiave di volta e da lì parto. Ecco, quindi è proprio Melania, ma se qualcuno, ad esempio amministrazioni comunali, scuole, qualcuno che abbia appunto a che vedere con questa possibilità e occasione, avesse piacere di avvicinarsi a Deltarte, magari per mh-mh. sponsorizzarla, per promuoverla, per essere partner in qualche modo, cosa deve Certo. fare? Sì, allora il sito è fondamentale perché ci sono tutti poi anche i collegamenti, oppure c'è la nostra mail info.deltarte@gmail.com. Poi abbiamo anche Artflut, che è l'associazione di riferimento, che è capofila dal 2016 del progetto e anche lì siamo sui social, artflood@yahoo.com è la nostra mail e quindi, diciamo che, canali ce ne sono, anche TikTok per esempio, oltre Instagram e Facebook tradizionale. E quindi possono tranquillamente scriverci o chiamarci e anche dirci cosa vorrebbero, perché poi noi facciamo anche progetti ad hoc. Per esempio per le cartiere del Polesine abbiamo fatto, nella terza edizione, tutto il muro di cinta della sede di Loreo attraverso proprio le loro indicazioni. Volevano un astratto e quindi abbiamo scelto Tellas, per esempio, che è un grande nome anche lui della street art. Ecco, quindi insomma cerchiamo di trovare poi la quadra per tutti i destinatari che ci propongono il loro intervento. 13 anni di vita del Tarte, 13 anni di successi e come hai ben ricordato tu prima, io lo risottolineo, un primato a livello italiano, ovvero il festival di street art più longevo. Ti definisci ancora, cioè definisci ancora Del Tarte festival? In realtà ormai è una manifestazione appunto durando Ma tutto permanente l'anno quasi. esatto. A me piacerebbe andare più in là e farlo diventare museo. Quindi, visto che ce l'abbiamo, Certo. però dare un'ufficializzazione che dovrebbe partire dall'alto, quindi punzecchi un po' le amministrazioni, piuttosto anche, un MIBAC che comunque ha a cuore anche la street art. Per esempio abbiamo vinto tantissimi bandi nazionali, anche quello della SIAE sulle periferie urbane, anche quello della Regione Veneto del 2023 rispetto all'arte appunto urbana. Quindi ecco, questa sarebbe un'ulteriore riconferma di quello che stiamo facendo e sarebbe anche un bel biglietto da visita per il territorio e per noi ovviamente. E la volontà di portare Del Tarte fuori dai confini del Veneto? E quella sì c'è stata, perché appunto siamo finiti a Ferrara, attraverso Comacchio, Porto Garibaldi, quindi sicuramente si può anche declinare, anche perché insomma, il L'arte paesaggio esatto, certo. si assimila molto bene col questo tipo di arte e quindi perché no, siamo pronti a nuove esperienze. Meravigliosa. Grazie mille Melania. Grazie Noi a te. siamo purtroppo alle battute finali. A me non sembra vero, queste 2 ore mi sono veramente volate, Esatto. però come sempre rimanete fino alla fine perché io sono veramente curiosa di scoprire che cosa mi risponderà Melania alla solita domanda trabocchetto che faccio a tutti i miei ospiti. Aiuto.
Melania Ruggini è stata la mia eccellente di questa sera, assieme a questo meraviglioso festival, mostra permanente, rassegna, insomma chiamiamola come ci piace di più, come ognuno se la sente più propria, del Tarte. Un nome non solo da sottolineare, da ricordarsi, ma anche da continuare a seguire attraverso social, attraverso il sito, perché veramente parlare di una volta c'era qualcuno che aveva detto: "Con la cultura non si Mh. mangia", sbagliatissimo. Con la cultura si mangia, si vive. Noi siamo il popolo della cultura, l'Italia è arte fondamentalmente, perché siamo conosciuti ovunque per l'arte e per la cucina, quindi mettiamole anche insieme diventa un'esplosione incredibile, però parlare di arte e diffondere arte significa anche fare cultura, significa anche far crescere il territorio in maniera corretta, in maniera sana, continuando a divulgare e a veicolare alcuni temi che sono estremamente importanti e che messi sotto forma, in questo caso di street art, come fate voi, raggiungono immediatamente le persone, vengono immediatamente percepite. Quindi grazie per tutto quello che avete fatto in questi 13 anni e guai mollare, avanti sempre. Bellissime parole, grazie veramente. Grazie a te Melania. Io come sempre prima di fare Mh-mh. la domanda fatidica e quindi lascio un attimo Melania ancora in suspense così, frizzare, vi ricordo che potete riascoltare questa intervista se vi siete persi alcune parti dalle 8 alle 10 del mattino di domenica in replica, oppure poi a vostra disposizione come sotto forma di podcast sul nostro sito e nei canali social anche con la parte video. Quindi tante occasioni anche per divulgarla e per far sì che le persone conoscano l'importanza e il peso che l'arte ha anche nel territorio di Rovigo, ma poi come abbiam sentito da Melania un po' in tutto quanto il Veneto, perché voi lavorate anche, nelle altre province e nelle altre regioni. Ebbene, 3, 2, Mh-mh. 1, Melania ti voglio con le mani sulle cuffie, come facevano nell'Ascia raddoppia. Se tu fossi un supereroe, chi Wow! vorresti essere? Allora, Frida Kahlo, anche se non è Mh, un supereroe, ma per me lo è. certo. Ovviamente sembra scontata perché Beh, però è una donna grandissima, potente, che ha fatto della malattia perché lei era comunque una persona con disabilità e la disabilità l'ha riconvertita in un'esperienza di vita creativa e per questo lei veramente per me è la mia supereroina grandiosa. meraviglioso. Tutti noi siamo unici, a modo nostro dobbiamo Sì, veramente valorizzarla questa unicità. Grazie alla grazie a te. unica Melania Ruggini Grazie e all'unica veramente. del Tarte che noi conosciamo e che abbiamo il piacere di aver scoperto ancora di più. Grazie mille. A presto, Una grazie. buona serata, una buona serata anche a tutti i nostri radioascoltatori. Ci risentiamo domani mattina con la rassegna stampa.